Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 13 aprile, sono le 7.32, radiolibertà.net, potete ascoltarci e vederci anche da lì, oltre che sul canale 252 del digitale terrestre in video e su tutti gli altri canali disponibili attraverso i canali e le modalità di ascolto che sono sintetizzate sulla nostra pagina, sulla pagina apposita del nostro sito di radiolibertà.net, sulla pagina Facebook di Radio Libertà, il palinsesto di giornata come tutti i giorni. Nel frattempo diamo come sempre uno sguardo all'agenzia ANSA, apertura sulle nomine, i nuovi vertici delle aziende pubbliche, poi vedremo. Seoul, la Corea del Nord lancia un altro missile balistico non identificato verso il Mar del Giappone. Terzo titolo, il calcio Champions, il primo round va al Milan, il Napoli è stato sconfitto. L'equo compenso è legge, restituirà, dice Giorgia Meloni, dignità e giustizia. Carlo Calenda, nulla di fatto, così il partito unico non nasce, dice il leader di Azione. Italia Viva di Renzi ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, è inaccettabile, dice Calenda. Risponde Italia Viva, accordo su tutti i punti tranne sul quattrino e sulla Leopolda. Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA nuove accuse di abusi sessuali per Gérard Depardieu, lui nega. E poi c'è la notizia dei soldati ucraini decapitati, tutto sotto vaglio. Il presidente ucraino Zelensky chiede al mondo di reagire e fa appello ai leader internazionali dopo le immagini diffuse sui social media. Sono come l'ISIS, dicono gli ucraini. Il Cremlino risponde: immagini orribili, vanno verificate, le immagini di una decapitazione. L'ONU si è detta inorridita. Parla Landini, 3 miliardi nel DEF per il cuneo fiscale sono insufficienti, il governo continua con un approccio non utile al Paese. E poi c'è una notizia della quale parleremo a lungo oggi, ma non solo oggi, anche in futuro. Depositati gli atti per riaprire il caso della strage di Erba, titola l'agenzia ANSA. Per questo crimine sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, accusati dell'omicidio di 3 donne e di un bambino. E, scrive l'agenzia ANSA, è stato il sostituto procuratore generale di Milano, il magistrato Kuno Tarfussar, che molti ricordano perché in questi mesi è stato anche intervistato in virtù del fatto che ha fatto parte della Corte Penale Internazionale dell'Aia, quindi quando si è parlato di Putin incriminato hanno intervistato anche il magistrato Tarfussar, che nel frattempo è stato ed è sostituto procuratore generale al Tribunale di Milano. Era noto alle cronache anche per avere reso molto efficienti i servizi del Tribunale di Trento, dove fu procuratore. In ogni caso, il sostituto procuratore di Milano Tarfussar ha depositato al procuratore generale Francesca Nanni e all'avvocato generale Lucilla Tonto Donati una relazione, una richiesta in realtà di revisione firmata da lui, dal procuratore generale, dal sostituto procuratore, dal magistrato Tarfussar, sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa. La richiesta di revisione è firmata dal sostituto procuratore generale. Poi ne riparliamo. C'è Felice Manti sul Giornale che se ne occupa per primo tra i quotidiani di oggi, domani in molti ne parleranno.
E c'è anche una cosa curiosa da notare, che qualcuno dice non è vero niente, non si può fare, qualcuno nell'ambito giornalistico naturalmente. Questa è la cosa curiosa, ma ci arriviamo. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, Banca d'Italia, a febbraio i tassi dei nuovi mutui oltre il 4%. Sul Qatargate, Eva Kaili, già vicepresidente socialista del Parlamento europeo, esce di carcere dopo oltre 4 mesi, ma con l'obbligo di braccialetto elettronico. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, a proposito di crimini, medico arrestato, indagato anche per la morte della suocera, in quel di Bologna. L'indagine su Emanuela Orlandi, anche i dubbi su Carol Wojtyla. Le pesanti parole del fratello di Emanuela Orlandi, Pietro. Ho visto volontà di non fare sconti e poi la sera Carol Wojtyla se ne usciva dal Vaticano con 2 cardinali e certo non andava a dare benedizioni. Insomma, andava a puttane il Papa, questo sostiene sostanzialmente, e a ragazzine soprattutto, è la cosa terrificante. Sostiene il fratello di Emanuela Orlandi, rapita nell'83. Poi ci torniamo perché la cosa è molto pesante. Oltretutto il procuratore Diddi, che ha ricevuto, procuratore del Vaticano, che ha ricevuto il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, è lo stesso avvocato Diddi che difese a suo tempo il compagno Buzzi, ve lo ricordate? Coinvolto in mafia criminale, quello che gli immigrati rendono più della droga. Amico di Carminati, facente parte dell'ambito della banda della Magliana, che è stata tirata in ballo più volte come longa manus del Vaticano in questa storia. Un bel conflitto di interessi, fatto e finito. In ogni caso, staremo a vedere. Il figlio di Berlusconi, Luigi, dice mio padre sta meglio, ha ricevuto anche la visita dell'ex moglie, Veronica Lario. Giovedì il nuovo bollettino medico del San Raffaele dove è in terapia intensiva. Il personale di Twitter è stato ridotto da 8.000 a 1.500 unità. Elon Musk ha detto alla BBC ha dovuto rilevare il social ma è doloroso e intanto taglia. Ce n'erano parecchi di esuberi a Twitter. Le rubano documenti, scopre una bimba registrata a suo nome in Lombardia. La donna se ne accorge dopo 4 anni, annullato l'atto di nascita. A proposito di nascita in Lombardia, poi vedremo i dati su quanti neonati vengono abbandonati e quanti sopravvivono e quanti no. Dati piuttosto eloquenti ce li fornisce il giornale, ma vedremo dopo. Intanto, a proposito della strage di Erba, sul giornale Felice Manti se ne occupa già stamani a pagina 10. Felice Manti con Edoardo Montolli è uno dei 2 giornalisti che sono stati i 2 a iniziare a guardare gli atti, a studiarseli, a scrivere un libro, Il Grande Abbaglio, che è validissimo a tutt'oggi, nella sua versione aggiornata lo trovate ovunque. E Felice Manti oggi ritorna su ciò di cui meritoriamente si è occupato con Edoardo Montolli fin da subito, sostanzialmente, fin dal primo grado di giudizio. Poi è arrivato qualcun altro, ma insomma i primi 2 a leggersi gli atti e a pubblicare e a prendere posizione per aver letto gli atti e per conoscenza, dunque senza nessun interesse personale ovviamente, sono stati loro. C'è un processo da rifare, scrive Felice Manti, è quello sulla strage di Erba che la notte dell'11 dicembre 2006 sconvolse l'Italia per l'efferatezza della mattanza costata la vita a Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, 2 anni e mezzo, sua madre Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini. A chiedere di rifare il processo non sono soltanto i legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo, ma la Procura Generale di Milano attraverso il magistrato Cuno Tarfusser, che si sarebbe studiato le sentenze e avrebbe condiviso alcuni dei dubbi che in questi ultimi 16 anni libri come Il Grande Abbaglio e Inchieste del Giornale di oggi e dal 2019 di Antonino Monteleone delle Iene hanno sollevato rispetto alla condanna dei 2 coniugi. Dubbi condivisi anche da Zuz Marzouk, marito di Raffaella Castagna, rispetto alle confessioni inconciliabili con i rilievi dei RIS dei carabinieri. Dubbi rispetto alla macchia di sangue trovata dai carabinieri di Erba, della quale manca perfino la foto, cioè nessuno l'ha mai vista, e su cui è plausibile ipotizzare al limite una contaminazione involontaria. Dubbi sul riconoscimento del super testimone Mario Frigerio, marito della signora Cherubini, che appena si svegliò indicò uno straniero, non era di qui, di etnia araba, di carnagione e olivastra, quello era il suo forzuto aggressore. Ci sarebbe una perizia allegata alla richiesta di revisione, fondata anche su nuovi testimoni e su intercettazioni ambientali mai prese finora in considerazione,
che Fabio Schembri, Nico D'Ascola, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux, gli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, presenteranno a Brescia e che andranno a impattare su tutte le prove a carico dei coniugi. Riconoscimento tardivo compreso, dice l'avvocato Schembri. Ma non basta, perché come ha recentemente scoperto il collaboratore del giornale Edoardo Montolli, c'è un buco proprio nelle intercettazioni. Mancano interi giorni di audio nella stanza d'ospedale di Frigerio, proprio quando il nome di Olindo salta fuori. Glielo fa peraltro il luogotenente Gallorini, il comandante dei carabinieri di Erba, che poi dirà in aula: ma io non ho mai fatto il nome di Olindo quando sono andato a parlare con Frigerio in ospedale. Glielo fa 9 volte. Ci sono prove distrutte, in spregio alla Cassazione. Ci sono piste legate a questioni familiari, alla droga, all''ndrangheta, mai esplorate. Ci sono elementi in contraddizione, come l'orario in cui le luci sono state staccate, l'accelerante usato per l'incendio, di cui non parlano nelle confessioni i due coniugi, impronte e DNA di persone estranee, non sono né i coniugi né i soccorritori né le vittime. Di chi sono le impronte sulla scena del crimine? Tutti elementi che impediscono di considerare la sentenza di condanna definitiva, al di là di ogni ragionevole dubbio. Da ieri lo pensa anche la Procura Generale di Milano, il procuratore Tarfusser. Secondo i cronisti dell'agenzia ADN Cronos, che per prima ha dato la notizia, Tarfusser avrebbe fatto alcune considerazioni contenute in una relazione su cui dovrà esprimersi l'avvocato dello Stato Lucilla Tonto Donati insieme alla procuratrice generale Francesca Nanni. Non si può parlare di revisione, ma qualcosa si muove, fa sapere una fonte all'ADN Cronos. Per la verità, il procuratore Tarfusser ha presentato una richiesta di revisione. Secondo altre indiscrezioni, tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbe anche quella della frode processuale, perché alcuni inquirenti, diciamo così, fin dall'inizio hanno messo le cose in una certa maniera per arrivare a un certo risultato e trascurato altre cose. Chi fino ad oggi ha pensato che le sentenze fossero l'unico modo per leggere la realtà di questa strage così complessa si è sbagliato di grosso, commenta Monteleone delle Iene. Evidentemente dubitare di una sentenza, ancorché definitiva, non è un'eresia né giornalistica né giudiziaria. Insomma, si riapre il discorso. La cosa curiosa, fino a un certo punto, se andate sul sito della provincia di Como, la provincia è una testata giornalistica, quindi come tutti i giornalisti dovrebbe cercare di attenersi ai fatti e di cercare di scoprire la verità. La provincia dall'inizio di questa storia, dal 2006, un'impronta chiaramente colpevolista. Fin da subito quelli erano i mostri di Erba e devono rimanere tali, e questa è la cosa che più, diciamo, stupisce. Perché devono rimanere tali anche di fronte a fatti che ti fanno dubitare? Infatti stamani sul sito della provincia trovate l'articolo di Paolo Moretti che è intitolato così: strage di Erba, indiscrezioni, la Procura Generale valuta di riaprire il processo, ma fonti giudiziarie milanesi negano, non si può parlare di revisione. In compenso la notizia fa il giro d'Italia e si ventila già a torto il colpo di scena. Perché a torto non si capisce, ma comunque in serata un'agenzia, l'ADN Cronos, rilancia la notizia che il procuratore generale di Milano ha fatto le sue considerazioni contenute in una relazione su cui dovrà esprimersi sulla condanna dei coniugi Romano. Non è una relazione, è una richiesta di revisione fatta da un magistrato, è una roba un po' diversa. Intanto scrive così la provincia di Como: il PG, il procuratore generale Tarfusser, deposita gli atti per riaprire il processo sulla strage di Erba, ma una fonte giudiziaria milanese dice chiaramente non si può parlare di revisione. Nel bel mezzo della riapertura del processo mediatico, sottolinea la provincia, che punta, ormai senza più mezzi termini, a indicare come innocenti Rosa Bazzi e Olindo Romano con una tempistica degna dei migliori romanzi gialli, ecco spuntare l'indiscrezione secondo la quale anche la magistratura parrebbe iniziare a nutrire dubbi sulla condanna contro gli assassini di Raffaella Castagna, Paola Galli, Piccolo Youssef, Valeria Cherubini, ma l'indiscrezione, subito presa come oro colato da numerose testate web, in realtà praticamente tutte le testate giornalistiche, no testate web, ma Transeat, sarebbe più fumosa che clamorosa, tanto che proprio chi per prima si è mossa per lanciarla ha usato termini più che cauti. Non c'è niente di fumoso, c'è un magistrato che ha fatto le sue considerazioni sulla base della lettura degli atti.
È un peccato? Ha fatto la stessa cosa che hanno fatto a suo tempo Felice Manti, Edoardo Montolli, poi a seguire io, altri, insomma Antonino Monteleone e via dicendo. Gian Loretto Carbone, di Chi l'ha visto, si sono letti gli atti. Anche questo magistrato si è letto gli atti, a differenza di una magistrata oggi deputata che mi ha detto io ho letto gli atti, perciò sono colpevolista. No, perché chiunque abbia letto gli atti molte domande se le fa. È semplice, non è complessa la storia. È stata resa complessa, anzi semplificata, ma diciamo così stravolta. Se si leggono le fonti e gli atti originari, i dubbi sorgono uno dopo l'altro, in fila indiana, e sono tantissimi. Quindi la stessa cosa ha fatto il magistrato in questione, che ha presentato una richiesta di revisione del processo, che non è fumosa, è basata su alcune considerazioni molto pratiche, molto empiriche e anche molto etiche. La cronaca della notte, nel corso della quale la maionese dell'informazione, scrive la provincia di Como, sembra essere nuovamente impazzita, comincia con un lancio di agenzia della DN Cronos, che dice che la Procura Generale di Milano è al lavoro sulla strage di Erba, dopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi ha più volte tentato di riaprire il processo sui fatti dell'11 dicembre 2006. La revisione, più volte annunciata dall'avvocato difensore Fabio Schembri, si fonderebbe, secondo indiscrezioni, su nuovi testimoni, ma anche su intercettazioni ambientali mai prese finora in considerazione. E apriamo una parentesi. Mai prese in considerazione sono anche cose che già appartengono alla prima fase del processo, al secondo grado e via dicendo, cioè cose già emerse ma mai valutate. Anche questo fa parte del concetto di novità ai fini di una revisione di una vicenda giudiziaria. Cioè, se esistono fatti, per esempio la perizia dei RIS monumentale, di monumentale importanza, perché dice non ci sono tracce degli aggressori sul luogo della strage, non ci sono tracce delle vittime in casa degli aggressori, che sarebbero fuggiti in casa subito dopo aver compiuto la mattanza, cambiatisi velocemente, sono usciti, se ne sono andati. Beh, tutto questo va valutato, va spiegato. Non è stata spesa una parola nelle 3 sentenze su questa storia, per esempio. Ci sono tante altre cose sulle quali le 3 sentenze non si pronunciano. Tutto ciò lo ha detto la Corte di Cassazione in una sentenza sul concetto e sulla pratica della revisione giudiziaria di un processo. Tutto ciò, anche se appartiene ai precedenti gradi di giudizio, se non è stato valutato, è nuovo, è fatto nuovo, che merita una valutazione per arrivare alla verità sostanziale, non formale. Cioè non si può dire ci sono stati fatti 3 gradi di giudizio, verità formale, finita lì. No, la Cassazione dice la verità deve essere sostanziale, quindi se alcune cose non sono state valutate nei 3 gradi di giudizio, questo è un elemento per rivalutare tutto, cioè per aprire una revisione. E allo stesso modo cose che sono emerse dopo le sentenze. Molte intercettazioni, sebbene fossero già esistenti, sono venute alla luce soltanto dopo diversi gradi di giudizio. Ergo sono cose nuove. Altre cose sono nuove tout court. Dalla lettura dell'agenzia emerge, scrive la provincia, che nessuno sa quali siano le considerazioni messe nero su bianco dal procuratore generale di Milano Kuno Tarfusser. Il caso è affidato a Kuno Tarfusser, scrive la provincia, che ha fatto sue le considerazioni contenute in una relazione su cui dovrà esprimersi l'avvocato dello Stato, la procuratrice generale. Nessuno sa quali siano le considerazioni, si sa che è una richiesta di revisione e le considerazioni sono molto precise, molto puntuali. Ne parleremo, speriamo naturalmente che sia possibile, ma non c'è nessun dubbio che non lo sia, con lo stesso procuratore magari in primo luogo, visto che si tratta di un magistrato che ha fatto quello che hanno fatto alcuni giornalisti, cioè appunto ha letto gli atti. Se fate una ricerca su Google stamattina ne trovate un bel po' di notizie di questo tipo appunto questa, da Sky TG24, il procuratore generale di Milano deposita gli atti per riaprire il caso della strage di Erba, una relazione, quella del procuratore Kuno Tarfusser, sostituto procuratore generale di Milano, redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa.
per il crimine sono stati condannati, eccetera, eccetera. La richiesta di revisione, scrive correttamente Sky TG 24, il sostituto Tarfus era depositato una relazione che in realtà è una richiesta di revisione del processo. La relazione dovrà essere valutata dal procuratore generale Nanni, dal suo braccio destro l'avvocato di Stato Tonto Donati. Sono due donne alle quali spetta la decisione finale se unire la loro richiesta all'istanza di revisione del processo, che è poi un'altra cosa ancora, e quella fatta dagli avvocati è un'altra cosa ancora. E gli avvocati difensori di Olindo e Rosa sono in procinto infatti di presentare la richiesta di revisione a Brescia, ma comunque ne trovate diversi di lanci di agenzia stamani, da Rai News al Giorno alla Stampa. Non sono le voci mediatiche così dei social di cui parla la provincia di Como, sono le principali testate giornalistiche, ovviamente. Con ciò avremo modo di riparlarne. Intanto, tra le notizie del giorno, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, c'è indubbiamente l'accusa pesante del fratello di Emanuela Orlandi, che ha parlato sulla 7 di martedì, la trasmissione di Floris. Pietro Orlandi, dopo aver parlato a lungo l'altro giorno con il procuratore generale del Vaticano Alessandro Diddi, che fu già a sua volta avvocato difensore di uno degli uomini legati al circolo della banda della Magliana, tirata in ballo per la vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi, come fosse al servizio del Vaticano la banda della Magliana. Quindi un intreccio, diciamo così, come minimo di interessi conflittuali. In ogni caso, Wojtyła, ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case, cioè a cercare ragazzine sostanzialmente. Durante la puntata viene trasmesso l'audio di un uomo vicino alla banda della Magliana, guarda un po'. Papa Giovanni Paolo II se le portava in Vaticano quelle, era insostenibile. Così il segretario di Stato, all'epoca Agostino Casaroli, è intervenuto, decidendo di toglierle di mezzo. Cioè il Papa si portava le ragazzine in Vaticano e il segretario di Stato, Casaroli, a un certo punto decide di toglierle di mezzo le ragazzine, farle fuori sostanzialmente. Questa è l'accusa pesante lanciata in TV dal fratello intanto di Emanuela Orlandi, e poi appunto nel corso della trasmissione viene fatto ascoltare anche un audio che lo stesso Pietro Orlandi avrebbe consegnato alle autorità vaticane. Parla quest'uomo vicino alla banda della Magliana. Il procuratore generale del Vaticano Diddi ha difeso uno dei componenti del giro banda della Magliana, cioè il compagno Buzzi, quello appunto delle cooperative di immigrati, vi ricordate, che rendono più della droga. Un bel giro di interessi. Sulla questione c'è da segnalare il pezzo di Nico Spuntoni sulla Nuova Bussola Quotidiana in primo piano, un pretesto per colpire San Giovanni Paolo II. Riproposto nel talk show di La 7 di martedì, testimonianze già screditate che accusano San Giovanni Paolo II, il Papa, delle peggiori nefandezze collegate alla sparizione di Emanuela Orlandi. Anche il fratello di Emanuela, Pietro, rilancia voci calunniose quanto inattendibili sul Papa polacco, ma sottolinea la Nuova Bussola Quotidiana, c'è un silenzio pesante, quello di Papa Francesco, dell'attuale vertice del Vaticano. Nella Roma dei nostri nonni si tramandava una leggenda metropolitana appiccicata di volta in volta addosso a ciascun pontefice, scrive Nico Spuntoni sulla Nuova Bussola Quotidiana. Una leggenda metropolitana infarcita con qualche dettaglio diverso a seconda di chi ne fosse il protagonista, e la storiella era più o meno sempre questa: di notte il Papa esce dal Vaticano o da Castel Gandolfo in abiti borghesi e si va ad ubriacare nelle osterie dei castelli romani. L'altra sera, nella trasmissione televisiva di martedì Floris sulla 7, è stato riproposto questo canovaccio popolaresco in toni decisamente meno bonari, tirando in ballo voci, da ambienti vaticani presunti, secondo cui Wojtyła ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case. Sono insinuazioni gravissime perché collegate a una fantomatica rivelazione sulla scomparsa di Emanuela Orlandi fatta da un uomo vicino alla banda della Magliana e contenuta in un audio trasmesso poco prima. La fonte, col tono meo-patacchesco di chi vuole dare l'idea di saperla lunga e che ormai è un marchio di fabbrica della pletora di autodichiarati ex membri della banda della Magliana, la fonte l'aveva sparata grossa col giornalista Alessandro Ambrosini che lo registrava, arrivando a parlare di un omicidio ordinato a Enrico De Pedis, banda della Magliana,
dal segretario di Stato Vaticano Casaroli tramite 2 cappellani nelle carceri. Non contento, l'uomo, sedicente membro o vicino alla banda della Magliana, ha mirato più in alto e ha affermato che l'iniziativa sarebbe servita a coprire le malefatte di Giovanni Paolo II, che si portava in Vaticano le ragazzine come Emanuela Orlandi. L'audio non è nuovo, scrive la Nuova Bussola Quotidiana, e la fonte è già conosciuta. Si tratta di uno dei nomi che compaiono nella lunga lista di rinviati a giudizio nell'indagine del GIP di Roma Lupacchini sulla famigerata banda della Magliana. Da lui emerse all'epoca dell'inchiesta una presunta frequentazione con personaggi legati ai servizi da parte di questo qui, sebbene venisse considerato un esponente minore del gruppo e poi accreditato dalle cronache come operativo nel gioco d'azzardo. Nel film Il Divo, Paolo Sorrentino fa dire al suo Giulio Andreotti, interpretato da Tony Servillo, messo a confronto col pentito Baldassare Di Maggio, che lo accusa del famoso bacio col Bosto Torina, pur riconoscendo che tutti gli uomini sono uguali, mi sento profondamente umiliato nell'essere messo a confronto con un uomo di mafia. L'accusatore di Wojtyla, pur volendo ammettere la sua appartenenza alla banda della Magliana, non può essere considerato uomo di mafia perché la Cassazione fece cadere l'accusa di associazione mafiosa per il sodalizio criminale romano. Ma non c'è dubbio che vedere in TV dare risalto senza batter ciglio al racconto assurdo di un santo pedofilo rappresenta un'umiliazione per i credenti. La registrazione è tornata in auge, scrive ancora la Nuova Bussola Quotidiana, perché fa parte degli elementi in suo possesso che Pietro Orlandi, fratello dell'adolescente scomparsa nell'83, avrebbe consegnato al promotore di giustizia Alessandro Diddi, ex avvocato di uno appunto che aveva a che fare col giro della banda della Magliana, cioè il compagno Buzzi, durante il loro incontro di martedì in Vaticano. E la Santa Sede cosa fa? Finora nessuna presa di posizione in difesa del Papa e Santo polacco, nonostante le parole andate in onda su La 7. Altra cosa, altra storia, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, un'altra storiella interessante, il direttore responsabile de Il Riformista, dove Matteo Renzi, il senatore di Rignano sull'Arno, sarà direttore editoriale, il direttore responsabile sarà Andrea Ruggeri. Domanda, scrive Dagospia, cosa doveva Matteonzo Renzi al nipote di Bruno Vespa, Andrea Ruggeri, ex parlamentare di Forza Italia, per premiarlo? La scelta potrebbe anche essere il primo passo della strategia di Renzi per papparsi l'ala moderata di Forza Italia, di cui Ruggeri, ex deputato, faceva parte. Dopo l'annuncio di Matteo Renzi alla guida editoriale del quotidiano Il Riformista, edito dall'immobiliarista romano Alfredo Romeo, sarà Andrea Ruggeri il nuovo direttore responsabile del quotidiano, diretto fino al 2 maggio da Piero Sansonetti. L'annuncio arriva dall'avvocato Alfredo Romeo, editore del Riformista. A proposito di Ruggeri, lo stesso Ruggeri, classe 75, avvocato, giornalista, nipote di Bruno Vespa, come sottolinea Dagospia, ebbene sarà il nuovo direttore responsabile della testata Il Riformista. La leggono in 4, ma nei palazzi del potere sembra essere molto consultata questa testata giornalistica. Forza Italia, dice Ruggeri, il neo direttore del Riformista, non ha più un futuro. Sarò il ponte fra Renzi e Giorgia Meloni, dice l'avvocato Andrea Ruggeri. Sarà lui direttore responsabile del Riformista, mentre a Matteo Renzi spetterà il compito di fare il direttore editoriale. Un giornale che potrebbe presto trasformarsi in un partito con affaccio sulla destra meloniana, scrive Repubblica. La proposta me l'ha fatta Renzi, racconta il nuovo direttore del Riformista, l'ex deputato di Forza Italia, appunto Ruggeri. Renzi mi aveva pure chiesto di candidarmi con Italia Viva alle politiche, ma per affetto verso Berlusconi avevo detto di no. Perché ho accettato adesso? Questo è un giornale, quindi si può fare. L'obiettivo è stimolare la politica, alzare il livello del dibattito, che per ora è fermo su questioni marginali che non cambiano la vita degli italiani. La linea editoriale la decideremo insieme. Io e Renzi, dice il neodirettore, ex deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri. Andiamo molto d'accordo, non è un mistero che lo reputi l'erede di Berlusconi, è soltanto nella metà campo sbagliata il povero Matteo Renzi, ma poi arriverà insomma nella parte giusta, quella di Meloni e di centrodestra. Ha ragione chi dice che si tratta dell'ennesima manovra di Renzi per prendersi le spoglie di Forza Italia? Chiede Giovanna Vitale su Repubblica e risponde il neodirettore Ruggeri: non so chi lo dice, ma le spoglie di Forza Italia
rese tali da 4 dirigenti mediocri e invidiosi, sono nelle salde mani di Berlusconi e non in quelle del riformista. Come tutte le operazioni editoriali c'è una ricaduta politica, dice il neodirettore, si parla a lettori che domani saranno elettori. L'aspirazione è far riflettere i cittadini sul fatto che bisogna tornare a creare ricchezza per poi distribuirla, mentre oggi si ragiona su come distribuire quel poco che c'è e sarà sempre meno, visto che la traiettoria demografica e produttiva dell'Italia indica che rischiamo di diventare un paese povero. Il Riformista è solo un giornale, non un partito. Renzi dal terzo polo ha già fatto un passo indietro. Renzi e Meloni, se si sentono spesso, fanno benissimo perché l'Italia viene prima di tutto. Su fisco, giustizia, lotta alla burocrazia, opportunità per tutti, specie per chi ha meno, devono confrontarsi. Non temo di fare la foglia di fico di Renzi. Il leader di Italia Viva potrebbe voler lanciare una OPA su Forza Italia, basse speculazioni, dice il neo direttore del Riformista, l'ex deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri. Io sono il resto un liberale, un Berluscone boy, ma dal 3 maggio farò il direttore e non il politico. Per me Berlusconi è stato come un padre, spero di rivederlo presto, magari per la sua prima intervista dopo il ricovero. Sono a favore del diritto di querelare, contro il carcere per i giornalisti. Per me il diritto di informare è sacro, ma lo ius sputtanandi è sacrilego e va perseguito. Se sbagliamo siamo pronti ad affrontare le conseguenze. Prima di lanciarsi nell'avventura, ha chiesto consiglio a suo zio, Bruno Vespa? Domanda Repubblica, risponde il nipote di Vespa e neodirettore del Riformista. In vita mia non gli ho mai chiesto aiuto, né lui mai me lo avrebbe dato perché sono integerrimi tutte e due. Nessun dirigente Rai ha ricevuto da mio zio mezza telefonata per me, anche se la parentela mi è stata rinfacciata e non per favorirmi. Insomma, come tutte le persone integerrime, è un danno essere parenti di uno potente e famoso come Bruno Vespa. Almeno ha qualche esperienza in campo editoriale. Ho fatto per 15 anni l'inviato e l'autore TV per Virus di Porro e Qui Radio Londra di Giuliano Ferrara. Mai un giornale, ma ho fatto cose più difficili in vita mia. Per esempio, aiutare a difendere Calogero Mannino con Graziavolo, l'avvocato, quando avevo 25 anni. Inventare dal nulla trasmissioni di approfondimento. Entrare in Forza Italia e sopravviverci, anche se poi mi hanno ucciso facendo un danno al partito. Così su Repubblica parla il neodirettore e cugino purtroppo per lui perché era solo danneggiato di Bruno Vespa, Andrea Ruggeri, ex parlamentare di Forza Italia, neodirettore responsabile del Riformista. Parla con Repubblica anche l'ex presidente del Senato Marcello Pera, è stato eletto senatore di Fratelli d'Italia alle ultime elezioni. È Giorgia Meloni l'erede di Berlusconi e riuscirà dove lui ha fallito. Mi spaventano i cattolici conservatori per i quali Putin è un baluardo. Non possiamo essere neutrali, ma vedo le distanze di Lega e Forza Italia. Una sinistra forte farebbe bene al governo Meloni. La fiamma nel medio periodo sarà tolta dal simbolo e la cosa non mi disturberà. In ogni caso è inutile discutere sull'eredità di Berlusconi. L'eredità di Berlusconi è già qua, bella che pronta. O meglio, se l'è già presa Giorgia Meloni. Riuscirà dove lui ha fallito. Sempre su Repubblica, già che siamo di interviste, Agnès Ginori da Parigi intervista Marine Le Pen. Il titolo è così fatto: meglio Salvini di Meloni, lei è con la NATO, io no. Sono contraria alla fornitura di armi offensive a Kiev, dice Marine Le Pen. Nessuna delle due parti deve vincere. Su Taiwan e la Cina Macron ha ragione, ma è incoerente perché si sottomette a Europa e Stati Uniti. Non sono la sorella gemella di Meloni. Resto fedele a Salvini, dice Marine Le Pen. Normalizzata con i suoi 89 deputati eletti in Parlamento, Marine Le Pen rifiuta la svolta melonista. Resto euroscettica, convinta che la Francia debba uscire dal comando integrato della NATO, contraria alla consegna di armi offensive all'Ucraina. Una vittoria della Russia però sarebbe una catastrofe, dice Marine Le Pen. Lasciamo Repubblica e andiamo a un'altra notizia che trovate variamente commentata oggi su varie testate. Picasso era un mostruoso misogino. A 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, grande artista spagnolo, il Regno Unito, la Gran Bretagna, si divide tra chi lo celebra e chi vorrebbe buttare la sua arte nel cesso, scrive Dagospia. Il motivo è il modo in cui Picasso trattava le donne, per alcuni critici.
potrebbe arrivare perfino a oscurare Guernica, i tradimenti, la gelosia sfrenata, la sigaretta spenta in faccia a François Gillot, l'unica donna che ebbe l'ardire di lasciarlo. Insomma, era schifoso Picasso, quindi fa schifo anche la sua opera. Il sillogismo sta in piedi. Salvini Sala, che scazzo olimpico, titola ancora Dagospia tra Beppe Sala e Matteo Salvini. Il capitone e il sindaco di Milano, durante la cabina di regia dei giochi di Milano Cortina 2026 a Palazzo Chigi, si sono beccati sulla scelta del sito di pattinaggio di velocità. Da un lato l'ipotesi Fiera a Milano, dall'altro l'Oval Lingotto a Torino. Salvini ha chiesto che vengano esplicitati i costi a carico di Fondazione Fiera e Sala si è incazzato. Staremo a vedere. A proposito di soldi, vi segnalo subito un'interessante intervista del sussidiario.net a Gustavo Piga, professore di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. È stato scritto il DEF, il documento di economia e finanza appena licenziato dal governo, è stato scritto dai tecnici dell'Europa, di Bruxelles, non dal governo Meloni. Il governo ha approvato il documento di economia e finanza, il DEF, nel quale si prevede una riduzione del deficit fino al 2,5% del PIL nel 2026, sotto dettatura europea. Su atlanticoquotidiano.it invece vi segnalo un bell'articolo di Roberto Ezio Pozzo sul fallimento del PNRR con il sindaco di Roma Gualtieri, ex ministro dell'economia, che suona la chitarra come ama fare. Non solo incapacità tecnica di spendere, sono sballate le priorità. Finanziate opere di cui non si ravvisa la minima utilità pratica. Da anni piangono miseria, ma i nostri amministratori non sanno nemmeno cosa farne dei fondi. Insomma, non c'è solo l'incapacità di spendere, c'è anche l'incapacità di individuare cosa serve fare davvero. Siamo veramente male. Nel frattempo, da Start Magazine, startmag.it, un articolo di Carlo Terzano sulla questione ChatGPT e il garante italiano della privacy. Che cosa ha imposto il garante privacy a ChatGPT? La limitazione provvisoria che il garante della privacy ha imposto a ChatGPT sarà sospesa se la società che gestisce la ChatGPT, appunto OpenAI, adotterà le misure richieste entro la fine del mese, cioè alcuni paletti che l'autorità della privacy pone. Già che ci siamo, vediamo subito il Quotidiano di Sicilia e poi andiamo a vedere anche le altre prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Quotidiano di Sicilia apre con i migranti, più che un'emergenza è un esodo, sbarchi quadruplicati rispetto a un anno fa, cioè qua in Sicilia continuano ad arrivare. E poi sempre in primo piano sul Quotidiano di Sicilia il ministro della giustizia Nordio, anche gli uffici vanno riorganizzati, sono molto perplesso dai tagli fatti con la spending review. Continuiamo ad auspicare, a essere perplessi, si vedrà, si farà. A pagina 3 del Quotidiano di Sicilia il ponte si farà, appunto, fatevene una ragione. Così il deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà, rivolgendosi a 5 Stelle Partito Democratico. La Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. E dunque il decreto legge sul collegamento Sicilia-Calabria rispetta i parametri di costituzionalità, è costituzionale. È bene che 5 Stelle e Verdi se ne facciano una ragione. Il ponte sullo stretto si farà, non è una priorità della Lega, del centrodestra, ma è della politica tutta. È per la Sicilia, per la Calabria, per l'Italia, per l'Europa, dichiara il deputato leghista siciliano Anastasio Carrà, e riporta il Quotidiano di Sicilia in primo piano. Con ciò lasciamo il primo piano del Quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere, le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come al solito da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, per un motivo molto semplice: la nostra edicola ce lo mette per primo e noi lo vediamo subito. Priorità l'inclusione è il titolo d'apertura di Avvenire. Il governo sui migranti dice che è pronto il commissario perché c'è lo stato d'emergenza per 6 mesi. Nuovo naufragio in Tunisia con 10 vittime. Arrivano in Calabria e Sicilia i salvati in mare, il tavolo asilo in piazza il 18 contro gli ultimi provvedimenti. Priorità l'inclusione, cioè uno appena arriva, incluso. Mentre sempre dalla prima pagina di Avvenire, referendum per fermare gli armamenti all'Ucraina, le proposte: abrogare la norma che permette ai privati di partecipare a programmi sanitari, poi proroga dell'invio di armi all'Ucraina, deroga facile al divieto di export in zone di guerra. La raccolta delle firme per questi referendum incomincerà il 22 aprile. Sulle nomine intanto accordo fatto, Meloni trova l'equilibrio per le società partecipate dallo Stato e
Sempre rimanendo alle prime pagine, andiamo a vedere il primo piano del Corriere della Sera di stamani. L'apertura è dedicata, adesso lo vediamo, intanto alle nomine dopo le tensioni, 2 donne ai vertici, Di Foggia e Rovere, confermati Descalzi e Delfante, eccetera, eccetera, poi vedremo un pochino meglio. E in taglio alto la Cina, il presidente cinese Xi Jinping che si dice pronto a combattere su Taiwan e il video shock degli ucraini decapitati dai russi. Su questo urge verifica, hanno detto gli stessi russi, ma il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, dice sono immagini che mostrano il vero volto di Mosca. Vogliono intimidirci e piegarci. Le decapitazioni da parte dei russi non sono atti isolati di fanatici, siamo attaccati da una dittatura dove dominano omicidi e torture. In prima pagina sul Corriere della Sera Federico Rampini si domanda: ma una guerra è possibile? Una guerra della Cina su Taiwan. A centro pagina Walter Veltroni riflette ovviamente da par suo sui vaccini, la cura contro il cancro, le nostre vite da ripensare, la scienza, la società, l'utilizzo della tecnologia mRNA che fu alla base dei vaccini anti-Covid anche per curare il cancro, gli infarti, eccetera. Da par suo più che mai Walter Veltroni. Federico Fubini si occupa invece di Giorgetti, ma l'articolo lo leggiamo dopo. Ha mantenuto il profilo basso il ministro Giorgetti, si è mosso senza far rumore in questa tornata di nomine alle società pubbliche, attento a mantenere gli equilibri tra la Lega e la Premier e gli investitori esteri. Poi vediamo il pezzo del sempre ottimo Federico Fubini. È scomparso dalla prima pagina l'arciprete preferito dalla rassegna stampa di Radio Libertà, ovvero Massimo Gramellini. Non c'è più, speriamo che non gli sia successo niente di male, magari è in vista un'altra nomina di quelle più importanti. In ogni caso il suo imprescindibile, fondamentale caffè non c'è più in prima pagina sul Corriere della Sera da un paio di giorni. Speriamo bene. Un altro neonato lasciato in ospedale a Milano, il parto in un capannone abbandonato, la piccola affidata ai medici. Sta bene, scrive il Corriere della Sera. Dal Corriere andiamo come un solo uomo, anche se siamo in due. Ringrazio e saluto di là dal non vetro in regia Federico Borsari, come sempre eccellente tra gli ottimi, anche in fase di scelta musicale per il calendario della storia della musica del giorno. Poi vedremo cosa ci regala la giornata di oggi, il 13 di aprile, che ve lo ricordo così en passant, è la prima volta nella storia dell'uomo che capita il 13 aprile 2023, quindi è una giornata eccezionale, straordinaria. Non è mai accaduto prima, il 13 aprile del 2023, il che rende la giornata eccezionale. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con il bavaglio Cartabia, che fa sparire delitti e indagini. La riforma Cartabia si riassume così: vietato informare. È un rapporto dei cronisti lombardi, non si sa più nulla delle vicende giudiziarie, le notizie sono silenziate. 2 assassinati a Napoli, gli indagati Covid, Jesse e Weib travolte sull'A24, insomma, qua non si sa più niente. In Italia tutte le notizie giudiziarie sono scomparse per colpa della Cartabia. In taglio alto, nomine, Salvini e Berlusconi sfilano Enel a Meloni e poi sopra la testata la frase del giorno: la commissione sulla gestione Covid, votata ieri dal Parlamento, non potrà occuparsi di regioni e comuni. La destra vuole nascondere i disastri di Fontana. I disastri di Fontana, scrive il Fatto Quotidiano, sottolinea i disastri. Pensate che disastri ha dovuto subire la Lombardia per colpa di Fontana, e poi lo ha rieletto. Il cittadino lombardo è proprio un cucù della massima potenza. Ha rieletto uno che ha combinato solo disastri. Mentre quando Giorgia sull'emergenza urlava al tiranno, adesso c'ha ben 10 commissari. E allora come la mettiamo? Era tiranno solo Giuseppi? Adesso emergenza di qui, emergenza di là, commissaria di qui, commissaria di là, scrive il Fatto Quotidiano. Renzi fa la finta pace con Calenda e su questo si esercita il sarcasmo del direttore Marco Travaglio, il polo superfluo. Una volta c'erano i peli o il pelo superfluo, oggi c'è il polo superfluo. La morte annunciata del terzo pelo o terzo coso è ancor più trascurabile della sua nascita. Inizia così il pezzo, che poi si conclude dopo sarcasteggiamenti vari con una velenosa chiusura, diciamo così, dedicata a quanto gli hanno leccato le terga i giornali a Calenda, Renzi, al terzo polo, polo superfluo, polo essenziale e compagnia bella.
paginoni di qui, paginoni di là, comprese le biografie, i dettagli biografici, per esempio, di Carlo Calenda. A 16 anni fece una figlia e le rivelazioni dell'eroico ragazzo padre stesso che raccontò: le cambiavo i pannolini e la allattavo, ha raccontato Calenda della figlia avuta a 16 anni. Commenta e conclude Travaglio: precoce com'è, Carlo Calenda a 16 anni aveva già le tette, ora si allatta da solo. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano e andiamo a vedere il giornale. Il giornale, per il momento ancora di Paolo Berlusconi, diretto da Augusto Minzolini, apre con Meloni che accontenta tutti, le poltrone di Stato, e poi i trucchi dell'ONG. Questa la vediamo dopo, però a parte un articolo assai interessante a firma di Fausto Biloslavo, trucchi dell'organizzazione non governativa Sea-Watch, una nave camuffata con altri 800 migranti. Poi sono arrivati a Catania, grande Italia, forza Italia, bella Italia, hanno gridato, come racconta la cronista del giornale. E ne hanno ben donde. Mentre centropagina un video sconvolge il mondo, soldati ucraini decapitati dai russi, una vittima mutilata ancora in vita. 2 video brutali, selvaggi, primordiali, scrive il giornale in prima pagina. 2 scene girate in momenti differenti della campagna di Ucraina. 2 scene che testimonierebbero delle decapitazioni di soldati ucraini da parte di militari russi. Il condizionale d'obbligo perché i filmati in un caso sono sfocati, non chiarissimi, e perché è tale l'abominio dei gesti che quasi si fatica a credere che siano veri. Il primo video pubblicato su un social filorusso l'8 aprile è stato forse filmato da mercenari russi del gruppo Wagner nei pressi di Bakhmut, una delle linee di resistenza e di guerra in Ucraina. Sempre dalla prima pagina poi del giornale, venti di guerra in Asia, Xi Jinping minaccia, Taiwan trema, siamo pronti a combattere, ha detto il presidente cinese. L'intervista a Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri del Senato, Europa e Stati Uniti, Macron sbaglia, dobbiamo essere europeisti e anche filoatlantici, e poi l'orsa killer aveva già colpito e caccia JJ4, 3 anni fa aggrediti padre e figlio. Con ciò lasciamo il giornale e andiamo velocemente a vedere anche la prima pagina del Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino, le nomine di Giorgia Meloni e il TAR che ordinò di non abbattere l'orsa in Trentino. Il Tempo di Roma parla di poker servito, le nomine di Stato e poi, oltre alla caccia all'orsa, la pace armata Renzi Calenda. A centropagina, finta solidarietà europea sui migranti. Cosa vuol dire? Solo 512. È l'ammontare dei ricollocamenti di richiedenti asilo che hanno riguardato l'Italia da quando il meccanismo volontario di solidarietà concordato a livello europeo è stato messo in campo. Cioè qui sono arrivate decine di migliaia di persone e sono state redistribuite solo 512. La cifra è stata diffusa da un portavoce della Commissione europea. Su un totale di arrivi da giugno a ieri che supera 117.000, 512 ricollocamenti in Europa significa lo 0,4%. Bisogna andare oltre per parlare di solidarietà europea, per capire che cos'è? Repubblica apre la sua prima pagina, adesso ci arriviamo, con il titolo dedicato ai leaks, cioè alle fughe di notizie che agitano l'Europa. Tra i dossier militari statunitensi finiti in rete, la posizione di 38 paesi sulle forniture di armi all'Ucraina. Di spalla il compromesso sulle nomine nelle società pubbliche, i vertici Enel scelti da Lega e da Forza Italia, e poi nuovo lodo del garante, ChatGPT può partire, fatte salve alcune condizioni. Con ciò lasciamo Repubblica, andiamo alla consorella Agnelli Elkan, La Stampa di Torino. Qui c'è sempre il buongiorno di Mattia Feltri, sul Corriere della Sera è scomparso Gramellini, ma intanto oggi Feltri si occupa di difendere Elsa Fornero dalle insidie di Matteo Salvini. Matteo Salvini dal 2014 a ieri ha straparlato, stracriticato, strabastonato Elsa Fornero. Nel frattempo, scrive il figlio di Vittorio Feltri, Salvini è stato al governo 3 volte. Oggi la legge Fornero è ancora lì, giustamente. Viva la legge Fornero, viva Elsa Fornero, scrive Mattia Feltri concludendo il suo buongiorno di oggi.
mentre sulle nomine il compromesso di Meloni. Poi c'è Melinda Gates, l'ex moglie, mi pare ex di Bill Gates, che però mantiene il cognome all'italiana. Dico fermiamo il gender gap. Io, Melinda Gates, voglio fermare il gender gap, la differenza fra i sessi, le sperequazioni, eccetera. Eva Kaili torna a casa dopo 4 mesi in cella, la già vicepresidente del Parlamento europeo, e il boom di sbarchi manda in tilt ovviamente la destra. La Premier cede alla spartizione delle nomine, delle cariche, scrive da par suo, è un altro di quelli che scrive sempre da par suo come Walter Veltroni, Marcello Sorgi. Lasciamo un altro giornalista eccelso, eccellente tra gli ottimi e che scrive sempre da par suo, mentre dalla Stampa passiamo alla Verità di Maurizio Belpietro. Via libera alla commissione, indagherà anche sui vaccini. Finalmente si parte e senza i paletti che la rendevano inutile. Ma com'è che il fatto diceva tutto il contrario? Insomma, dov'è la verità? Non esiste. Cioè esiste sì, basta leggere la verità, giusto appunto. I vari Conte, Speranza, Draghi, Magrini e Brusaferro, un bel cognome però, Brusaferro. Si vede che faceva il fabbro quella famiglia lì anticamente. Comunque il Brusaferro dovranno rispondere sul piano pandemico, appalti dubbi, Green Pass, obblighi vaccinali. Insomma, finalmente parte la commissione di indagine che arriverà a un risultato straordinario, cioè la verità, appunto. Quid est veritas, come disse Ponzio Pilato. PD e 5 Stelle tremano e protestano. Noi vogliamo la verità dopo 3 anni di balle, scrive Maurizio Belpietro. Quid est veritas, è tutto lì il discorso, come disse Ponzio Pilato, il quale non a caso poi alla fine di tutto il discorso cosa fa? Se ne lava le mani. Per quello si fanno le commissioni di inchiesta, non l'avete capito? Popolo bue? Mentre sempre dalla prima pagina della Verità, CDB, Carlo De Benedetti insulta il Premier, cioè la Giorgia. Fratelli d'Italia chiede conto a Nordio dei ritardi nell'inchiesta sulle pensioni Gedi, l'inchiesta della Procura di Roma sulla presunta truffa milionaria ai danni dello Stato da parte del gruppo editoriale Gedi, fondato da Carlo De Benedetti, procede nel massimo riservo. Vedi alla voce Legge Cartabia, non sappiamo più nulla, le indagini giudiziarie sono tutte un segreto ormai in Italia, al punto che se ne sono perse le tracce, almeno a livello mediatico. Così alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia hanno deciso di chiedere lumi al ministro di Giustizia Nordio. A che punto è l'indagine sul gruppo Gedi, fondato dal signor Carlo De Benedetti, che avrebbe truffato lo Stato sui contributi pensionistici dei giornalisti del gruppo Gedi? Risale a 2 mesi fa l'ultimo articolo sull'argomento ed è stato pubblicato, scrive Giacomo Amadori, proprio da questo giornale, La Verità. Uno scoop che i deputati hanno recuperato e citato in un'interrogazione al ministro Nordio. Non si può che constatare che l'improvviso ritorno di interesse sulla vicenda giudiziaria combacia con alcuni pesanti giudizi rilasciati dall'imprenditore e editore Carlo De Benedetti sulla Premier Giorgia Meloni e sulla maggioranza che la sostiene. Insomma, Fratelli d'Italia adesso si è un po' incazzata perché Carlo De Benedetti ha criticato Giorgia Meloni, se no potevamo dormire sonni tranquilli. La procura invece dorme sicuramente sulla truffa Gedi, o meglio, sicuramente, lo sospettano i meloniani. Il siluro dei meloniani a Carlo De Benedetti. Dopo gli insulti di De Benedetti contro Giorgia Meloni, un'interrogazione parlamentare Fratelli d'Italia al ministro Nordio sui ritardi nell'indagine sui presunti raggiri per pensionare i dipendenti del gruppo editoriale all'epoca di Carlo De Benedetti. Sono stati sequestrati oltre 30 milioni al gruppo Gedi, all'epoca guidato da Carlo De Benedetti. Insomma, hanno truffato per mandare in pensione i giornalisti del gruppo. Questa è l'ipotesi di indagine. E in primo piano, ma che Meloni piglia tutto, un sacco di compromessi sulle nomine nelle società partecipate, scrive Claudio Antonelli. A centropagina il diktat dell'Unione Europea nel 2050, niente aerei, navi e carne. Cosa significa raggiungere davvero emissioni zero? La risposta è in una proiezione di studiosi di università inglesi. Un salto all'indietro che prevede anche un uso ridotto dell'auto elettrica e case più fredde, eppure Bruxelles insiste e si aggiunge il Fondo Monetario Internazionale.
Chiudiamo dalla prima pagina della Verità con gli incarichi fantasma a Roma, vacilla l'uomo di Gualtieri all'Ama, se ne scrive a pagina 10 in dettaglio, incarichi fantasma per l'uomo di Gualtieri, Ama è la municipalizzata romana che raccoglie i rifiuti. Scoppia il caso in Campidoglio, secondo Fratelli d'Italia, il neopresidente della società municipalizzata non avrebbe dichiarato il ruolo ricoperto in un'azienda di Londra, incroci societari all'estero, eccetera. Intanto Veronica Lario, cioè Miriam Bertolini, visita il suo ex marito Silvio Berlusconi in ospedale. Sempre dalla prima pagina della Verità, Giorgio Gandola è l'unico italiano in tutta la classe, si finge straniero per integrarsi. Il futuro che ci aspetta è l'unico italiano fra 21 allievi della classe più multietnica d'Italia. Una quinta elementare alla Bolognina, quartiere popolare del capoluogo emiliano. L'italianuccio si sente spaesato, tanto da inventarsi la bugia di essere nato all'estero pur di integrarsi. A parti invertite sarebbero intervenuti gli assistenti sociali, scrive Gandola. E poi a tutti quanti arriva la Barilla che dà la Open Carbonara. Avete visto lo spot della Open Carbonara per una carbonara inclusiva che permetta di eliminare il maiale e quindi farla mangiare anche a chi rifiuta il maiale per motivi etico-religiosi. In ogni caso, protezioni speciali più difficili e soldi europei per l'emergenza, scrive ancora la Verità a proposito di migranti, modifiche al decreto Cutolo saranno apportate da emendamenti del governo su alcuni punti qualificanti, soprattutto sulla protezione speciale. La stretta si rende necessaria per i troppi abusi. Infine, Francesco Borgonovo si occupa dell'autogol delle aziende che sfruttano la moda LGBTQI+, eccetera. Il martellamento ossessivo causa rigetto. Lo prova il calo di vendite della birra Bud, troppo inclusiva, ha rotto i coglioni a molti consumatori. Mentre Alessandro Darold si occupa invece di Milano. Assolto l'ex capo dei vigili di Milano, Antonio Barbato. Beppe Sala mi ha fatto fuori per motivi mai chiariti, racconta lo stesso Barbato al cronista giudiziario della Verità. Sala e i giudici hanno provato a rovinarmi la vita, ma ho vinto io, dice l'ex comandante dei Ghisa dei vigili milanesi, assolto in appello dall'accusa di frode. Dunque sono stato cacciato dal sindaco senza motivo, dice. Intervistato, o meglio raccoglie Alessandro Darold per la Verità le considerazioni dell'ex capo dei vigili di Milano, che poi aveva tentato anche, mi sembra, la carriera politica senza gran successo. In ogni caso hanno provato a zittirmi, a rovinarmi, a distruggermi, hanno perfino messo in dubbio l'integrità del Giffoni Film Festival, un'istituzione patrocinata dal Presidente della Repubblica, hanno provato a lasciarmi sul lastrico, ma l'assoluzione di oggi mi rende giustizia dopo 6 anni di accuse infamanti. Adesso è giunto il momento di raccontare come sono andate davvero le cose, dice l'ex comandante dei Vigili di Milano Antonio Barbato, assolto ieri in corte d'appello perché il fatto non sussiste, cioè con formula piena, dopo che in primo grado era stato condannato a 3 anni e 9 mesi con le accuse di falso ideologico e frode in pubbliche forniture in una storia di filmati non prodotti per la sicurezza stradale. Quando sono stato condannato, commenta Barbato, quelli che avevano fatto le indagini hanno brindato, adesso brindo io. La vicenda può dirsi finita per sempre. Probabilmente non ci sarà il terzo grado di giudizio perché la palla passa alla Procura Generale che aveva già chiesto di stralciare la posizione di Barbato, che si è sempre professato innocente, anzi parla di persecuzione politica e fa il nome del sindaco Sala. Con ciò lasciamo la Verità, andiamo a vedere Libero. In prima pagina Libero si occupa di 100 femministe contro la Schlein, un gruppo di donne scrive a Ellie Schlein per dire no all'utero in affitto. Di spalla è Francesco Storace a commentare la partita delle nomine. Meloni lascia Enel ai suoi alleati, com'è generosa il Premier. Mentre Mosca passa alle decapitazioni, sarebbe questa la civiltà russa, inorridisce. Giustamente, se tutto fosse confermato, ovviamente Francesco Specchia. Non hai mai tagliato una testa? Stacca la spina dorsale e tagliala tutta. Sono le istruzioni per l'uso. Mentre nel video girato forse a Bakhmut il primo soldato pone la domanda pedagogica che prelude al tutorial di morte, il secondo soldato afferra il capo del nemico e lo sgozza forzando la lama del coltello.
annegandone via via il mugolio nel dolore e impastando con cura le dita nel sangue. E poi, mentre i suoi colleghi guardano, incitano, se la ridono e perquisiscono zainetti e sequestrano armi, il secondo soldato accuratamente decolla quel cranio dal resto del corpo e lo scava con lo zelo del macellaio. Lo scrosta dal materiale organico che fiotta e tracima dappertutto. Dopo, sollevato il cranio al cielo, lo scruta con soddisfazione. Ho fatto un buon lavoro. Pare che il miliziano abbia tra le mani una testa di porco pronta ad essere apparecchiata sul bancone di un mercato. Bestie, sono bestie, scrive su Libero Francesco Specchia. Ha ragione il presidente ucraino Zelensky quando descrive l'efferatezza dei militari russi mentre si accaniscono sui soldati ucraini. C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. È successo migliaia di volte, tutti devono reagire. La sconfitta del terrore è necessaria. Così Francesco Specchia su Libero. In primo piano ancora su Libero, a Taiwan si va verso la guerra, e poi Alessandro Sallusti che commenta l'emergenza immigrazione. Il vero razzista è chi vuol lasciare tutto così com'è. C'è poi un'intervista a Massimo Moratti, ma direi che sono arrivate le 8:30 ed è il caso di 31, anzi, quindi ci fermiamo un attimo e poi vediamo tutto il resto e anche le altre prime pagine mancanti, poi gli articoli principali del giorno e insomma tanta roba come cantava Pongo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica continua ad influenzare il tempo su buona parte del nord, ma via via anche al centro. Temperature calde per il periodo al sud. Nella prima parte della giornata i rovesci temporali potranno interessare principalmente la Lombardia e il nord-est, con neve fino ai 1000 metri, ma anche tra Liguria ed Alta Toscana, altrove il tempo sarà in prevalenza asciutto con cieli parzialmente nuvolosi, salvo in Sicilia dove risulterà il cielo sereno. Nel pomeriggio instabilità in aumento anche tra Umbria e Lazio con piogge sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno.
Segnalano giornata di grandi problemi sul DAB, sulla radio, sulla TV, su tutto il resto, tanto la vita è tutto un problema, quindi che problema c'è? Se è tutto un problema, che problema c'è? Nessuno. Quindi andiamo alla rassegna stampa, torniamo alla rassegna stampa con l'intervista di Oara con la H Borselli a Massimo Moratti. Il mio amico Silvio mi ha fatto spendere un sacco di milioni. In prima pagina è riassunta così, a pagina 11. Perché il mio amico Silvio mi è costato un sacco? Perché non credevo che il calcio fosse così oneroso, ma Berlusconi mi aveva messo in guardia, ho sempre cercato di arrivare al suo livello e superarlo e ho dovuto cacciare un sacco di soldi, dice Massimo Moratti. Con Berlusconi c'è stato un rapporto di rivalità calcistica, ma di grande simpatia. Come dice il popolino, se cagna e no tra de lur, non si mordono tra di loro. Come si può non stimare un uomo così? Lui ha vinto tutto. Si possono utilizzare metodi diversi, ma era utile per me cercare di capire come facesse a vincere. Mio padre è stato importantissimo. Mi ha insegnato la determinazione, il saper essere da solo nel prendere decisioni. Ho sempre avuto in mente il suo modo di lavorare, il suo modo di essere vincente, che a fatica sono riuscito a riportare, dice Massimo Moratti a Libero. E Libero lo chiudiamo con i 53 pericoli della carne sintetica, il rapporto FAO, Organizzazione Mondiale della Sanità, commentato da Attilio Barbieri, altro che alternativa a basso costo alla bistecca. La carne coltivata in laboratorio è pericolosa, scrive Libero in prima pagina. Nel migliore dei casi può provocare allergie, nel peggiore cancro. E a svelare i rischi dei cibi di sintesi non è uno studio sponsorizzato dagli allevatori, ma un documento condiviso dalla FAO, l'organizzazione l'Organizzazione Agricola dell'ONU, l'Organizzazione Mondiale, e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ben 134 pagine fitte di rimandi scientifici che demoliscono il mito della carne da laboratorio e fanno l'elenco dei rischi per la salute umana, un colpo durissimo agli esegeti della carne coltivata e dei cibi ottenuti da fermentazione di cellule animali, che hanno attaccato frontalmente il governo Meloni e il ministro Lollobrigida, colpevoli secondo loro di aver proibito per decreto in Italia la produzione, l'importazione e la vendita dei cibi Frankenstein. C'è una tabella che riassume i potenziali pericoli nei processi di produzione della carne sintetica. Nella fase di selezione cellulare, tra i pericoli, la trasmissione di zoonosi, la contaminazione microbica, la presenza di residui chimici. Nella fase di raccolta delle cellule moltiplicate, la contaminazione microbica, i cambiamenti fisico-chimici. Nella fase di formulazione del prodotto finale, anche qui contaminazione da microbi, presenza di residui chimici e biologici, cambiamenti chimico-fisici. In fase di produzione, bioreattori, c'è rischio di deriva genetica nelle linee cellulari oggetto di proliferazione cellulare. Il tutto con rischi anche non solo di allergie ma di cancro, scrivono la FAO e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli potenziali riguardano tutte e 4 le fasi della produzione, scrive Attilio Barbieri su Libero, sintetizzando il documento FAO, Organizzazione Mondiale della Sanità. Il filosofo Corrado Ocone si occupa delle regole della sinistra sui migranti, dare del lei ai migranti, sono queste le priorità dei progressisti, ironizza Ocone. Attenti, agli stranieri si deve dare del lei. Follia a Torino. Il piano per la prevenzione discriminazioni prevede che i dipendenti comunali usino toni ossequiosi. Adesso va bene tutto, però dare del lei a me non mi sembra sbagliato. Io lo pretendo, si può dire, lo pretendo, da chi non mi conosce. Perché mi deve dare del tu? Solo perché uno ha la pelle scura devi dargli del tu? Questo mi sembra una cazzata enorme. Un minimo di rispetto va sempre mantenuto, o sbaglio? In ogni caso lasciamo Libero e andiamo a vedere che cosa ci manca adesso. Ci manca di vedere Il Riformista, che adesso arriva Ruggeri, il nipote di Bruno Vespa, ex parlamentare di Forza Italia, e con Renzi cambia tutto, cambia la musica. Caili libera, la tortura non ha funzionato, titola Il Riformista di stamani, in attesa del duo Renzi-Ruggeri. E poi sul Sole 24 Ore invece il quotidiano di Confindustria, contratti della pubblica amministrazione servono
32 miliardi, così en passant, s'il vous plaît. Il recupero integrale dell'indice di inflazione costerebbe l'1,6% del PIL. L'inflazione gonfia il costo potenziale dei contratti pubblici. Nel documento Economia e Finanza l'indice di riferimento del triennio 22-24 vola al 18,3% contro il 9,9%. In soldoni, per recuperare integralmente l'inflazione nei contratti dei dipendenti pubblici servono 32 miliardi, più del quadruplo dei fondi 2019-21, e nei saldi a oggi il finanziamento è assente. Porca putrella. Un fiume di dollari invece alle start-up biotech per allungare la durata della vita. Uno dei fronti della ricerca informatica e non è quello di Berlusconi, c'era arrivato in anticipo decenni fa, quando il suo, peraltro anche lui defunto, medico Umberto Scapagnini disse che era tecnicamente un immortale Silvio Berlusconi, e l'obiettivo era quello di arrivare a 140 anni in carrozza. Lo stesso obiettivo ce l'hanno svariate società e start-up della bioinformatica, tra le quali una è stata fondata anche dal fondatore di OpenAI, che produce ChatGPT celeberrima. Sam Altman, imprenditore, chief executive di OpenAI, il gigante dell'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman ha investito 180 milioni di dollarucci nella bioscienza, nella bioinformatica, così come il mitico Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha investito 3 miliardi di dollarucci nella sua nuova biosocietà Altos Labs. Brian Armstrong, cofondatore di Coinbase, ha fondato anche altre società per tutelare, per studiare, per meglio dire, la programmazione cellulare. Il tutto per vivere 8.400 anni come minimo. La nuova frontiera è allungare la durata della vita. Lasciamo il Sole 24 Ore, andiamo al Foglio, l'apertura con un bel pezzo di Matteo Mazzuzzi sulle Madonne che forse piangono, sulla moltiplicazione del coniglio cotto, della pizza, eccetera. Il vescovo di Il dramma dei cattolici che credono a tutto meno che a Dio. Il vescovo di Civita Castellana, Monsignor Salvi, da pochi mesi in carica, fa sapere che a breve saranno diffusi i risultati dell'indagine della commissione da lui istituita per capirne di più sulla vicenda di Trevignano Romano, la storia della Madonna sanguinante. La storia è nota da 7 anni. La signora Gisella, nome d'arte di Maria Giuseppa Scarpulla, già imprenditrice, trasferitasi nel Lazio, sostiene che sulla collina che domina il lago di Bracciano appare ogni 3 del mese la Madonna che le parla e piange sangue, affidandole messaggi quasi mai positivi per l'umanità. La curia è sempre stata prudente, fino a quando gruppi di credenti si riunivano recitando il rosario andava pure bene, ma quando entrano in scena le donazioni spontanee, tra l'altro un dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato 123.000 euro, ieri lo raccontava a Repubblica, dice ma non posso dire di estorsioni o cose del genere, li ho dati io di mia volontà, sono stato un cretino. Ad ogni modo entrano in scena donazioni spontanee alla Onlus costituita dalla cosiddetta veggente e qui le cose si complicano. Il problema, scrive Mazzuzzi sul Foglio, è che a Trevignano si recano regolarmente migliaia di cattolici da tutta Italia per ascoltare i messaggi della signora Gisella e guardare da vicino le lacrime, umane o suine. Sul punto è aperta una contesa. Finora dati certi non ve ne sono. La vicenda, in attesa del verdetto vescovile, denota una grave crisi e una grave ignoranza dei fondamentali del catechismo, tra quanti pure si definiscono cattolici, che credono a tutto meno che a Dio. Sempre dalla prima pagina del Foglio, Meloni salva il governo ma perde l'Enel, Salvini esulta, poi c'è lo spauracchio Giorgetti, la guerriglia sul PNRR e le spiagge, i timori di un Ministero dell'Economia di Giorgetti ostile, da qui il ripensamento di Meloni sull'Enel, scrive il Foglio. E poi l'articolo del direttore Claudio Cerasa, difendere Giuno a Milano. Un figlio che non si vuole non necessariamente deve essere un figlio che non deve nascere. La storia delle 2 mamme milanesi che partoriscono figli non desiderati merita qualcosa di molto diverso dalla gogna pubblica. Giuno è un meraviglioso film, scrive Cerasa, uscito nel 2007. La protagonista di Giuno
è Ellen Page, il regista Jason Reitman. La storia di Juno è quella che certamente non avrete dimenticato. Una giovane del Minnesota, 16 anni di età, dopo aver fatto sesso col migliore amico, rimane incinta. Inizialmente decide di abortire in gran segreto, ma dopo aver preso appuntamento per l'operazione sceglie di cambiare idea. Capisce che per lei un'alternativa c'è e opta per un'altra soluzione: proseguire la gravidanza con l'intenzione di dare in adozione il figlio a una coppia scelta da lei. La storia di Juno, scrive Il Foglio, è forse la migliore da evocare in queste ore per raccontare con un occhio diverso da quello convenzionale due storie che nelle ultime ore hanno catturato l'attenzione. La prima è quella di Enea, il bambino partorito da una donna poco prima della Pasqua, lasciato dalla stessa madre in una moderna ruota degli esposti, attivata nel 2007 dal Policlinico di Milano. La seconda storia è quella di un'altra madre che, dopo aver partorito in un capannone abbandonato nei pressi di Milano, ha scelto di lasciare la figlia all'ospedale Buzzi. In entrambi i casi, nel primo in particolare, l'approccio seguito dai moralisti, perfettamente incarnati dalla Ezio Greggio associati, è stato quello di mettere alla berlina la mamma che ha scelto di abbandonare il figlio denunciando la sua irresponsabilità, il suo gesto osceno, disumano. E in entrambi i casi, nel primo in particolare, la discussione si è andata a concentrare sul tema della privacy, cioè sul dovere dell'opinione pubblica di proteggere l'identità della donna che ha scelto di non tenere il proprio figlio. In pochi casi, invece, si è deciso di concentrarsi su un altro fatto non meno importante rispetto a quelli appena elencati. Un fatto che per l'appunto ci riporta alla storia di Juno e ci dovrebbe far ragionare su una scelta coraggiosa compiuta dalle mamme dei due figli abbandonati in ospedale, cioè aver capito che un figlio che non si vuole non necessariamente deve essere un figlio che non deve nascere. Con la domanda cancelliamo Picasso, ne abbiamo già parlato prima, lasciamo il Foglio, mentre uno sguardo lo diamo anche alla testata degli avvocati, Il Dubbio, terzo polo, Carlo Calenda si arrende e poi gli avvocati in generale calano il reddito, scusate, gli avvocati calano di numero, il reddito sale. È un rapporto diverso da quello degli anni precedenti. Cassa Forense e Censis fotografo un'avvocatura italiana in crescita nel 2021 sul piano del reddito, ma in calo per quanto riguarda gli iscritti all'ente di previdenza. Una crisi non ancora archiviata, dunque, scrive Il Dubbio, che chiude con un celeberrimo avvocato nonché parlamentare italiano per Forza Italia, nacque a sinistra, finì a destra, Gaetano Pecorella, che si occupa di un libro su Sciascia, un straordinario libro intitolato Ispezioni della terribilità, Leonardo Sciascia e la giustizia, a cura di Lorenzo Zilletti e Salvatore Scuto. Sul pensiero di Leonardo Sciascia, ma va al di là di Sciascia, è un libro sul dolore umano che sempre si collega all'amministrazione della giustizia, trasformare le vittime anonime della giustizia in carne viva e sangue. E con ciò lasciamo anche la prima pagina del Dubbio. Vi segnalo tra gli articoli degni di nota di oggi il pezzo di Fausto Biloslavo sul Giornale, pagina 6, strane manovre delle ONG. La motonave dalla Libia con 800 migranti a bordo è la vecchia Sea-Watch 2, intrighi e ombre sulle rotte dei clandestini. L'imbarcazione, che apparteneva all'organizzazione tedesca, è stata venduta a un trafficante maltese ricercato in Italia e adesso fa base a Bengasi, in Libia, sotto il controllo dell'esercito nazionale libico. L'ultima traversata, business illegale, ha fruttato agli scafisti 2,8 milioni di dollari. Una ex nave delle ONG, utilizzata per l'ultima maxi traversata illegale dalla Cirenaica con 800 migranti sbarcati ieri in gran parte a Catania, al grido Bell'Italia e il richiamo formale della Guardia Costiera alla Geo Barents di Medici Senza Frontiere per un salvataggio forzato della scorsa settimana che il giornale aveva correttamente raccontato beccandosi l'accusa di macchina del fango. La notizia clamorosa, scrive Fausto Biloslavo, è l'ultima ondata di illegali imbarcati nella Libia orientale sotto controllo del generale Khalifa. Watch 2, non della Kefa 1. È una delle prime unità della ONG tedesca, che poi è diventata Lifeline, passando a un'altra associazione dei talebani dell'accoglienza.
motonave che ha scorrazzato per il Mediterraneo, imbarcando migranti e finendo spesso nei guai. Poi è finita nelle mani di Paul Attard, un trafficante maltese ricercato in Italia per traffico di droga che l'ha ribattezzata Noor 2. Alla fine è comparsa nel porto di Bengasi col nuovo nome Kefa 1, sotto il controllo del generale Haftar. Il 6 aprile ha fatto il pieno record di migranti puntando verso l'Italia. Il giornale è in grado di raccontare l'intera vicenda che presenta diverse ombre. Pensate che roba c'è dietro a sto business. Bella Italia, grande Italia. Così esultavano i circa 600 migranti attraccati ieri alle 13 al porto di Catania. Loro ce l'hanno fatta, scrive il giornale. E sempre sul giornale l'altro pezzo è quello di Gian Michalessin. Ora il commissario per l'emergenza immigrazione può aumentare i CPR, i centri per identificazione e rimpatrio, e affittare traghetti. Budget 20 milioni. Poteri e vincoli nello stato di emergenza. Sfatiamo la prima esagerazione. Lo stato di emergenza sull'immigrazione non è una risorsa da ultima spiaggia adottata da un governo incapace di dare risposte all'emergenza migranti. Una misura analoga fu decisa dal governo Draghi 28 febbraio del 22 quando decretò lo stato d'emergenza per l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina. Un'emergenza rimasta tale fino allo scorso 3 marzo, di proroga in proroga. Quindi, se la misura valeva per gli ucraini, non si vede perché non debba valere per 31.000 migranti entrati in Italia da inizio anno. Tanto più se, come sottolinea il giornale una fonte del Ministero degli Interni, il 90% e passa di quei migranti sono irregolari, privi del diritto di restare in Italia. La seconda esagerazione riguarda il commissario, cioè il ruolo di colui che per 6 mesi, salvo proroghe, ricoprirà il ruolo di gestore dello stato di emergenza immigrazione. Le voci messe in giro da organizzazioni umanitarie e ambienti vicini al PD di Elly Schlein fanno a gara nel tratteggiare il commissario come un prefetto di ferro capace di gestire il rimpatrio e la detenzione dei migranti. Falso. Il commissario prescelto, con tutta probabilità l'ex prefetto di Firenze Valerio Valenti, attuale capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazioni del Ministero degli Interni, il commissario insomma avrà competenze straordinarie solo in campo amministrativo, cioè per la fornitura servizi o realizzazione strutture. Potrà sveltire e snellire le pratiche burocratiche, ma in nessun caso in deroga alle norme vigenti e tantomeno cambiare la legislazione sull'immigrazione. Le modifiche normative restano di competenza del Parlamento. Insomma, il commissario è fatto soltanto per sveltire e snellire le pratiche burocratiche relative all'immigrazione. Stimato e apprezzato da Mantovano, con cui lavorò quando l'attuale sottosegretario Mantovano svolgeva lo stesso incarico al Ministero dell'Interno nei primi anni 2000, il neocommissario, futuro prossimo commissario all'immigrazione straordinaria Valenti, deve attendere che la sua nomina e le sue competenze vengano definite dalla Protezione Civile. Non può fare un tubazzo di grave, insomma, può solo velocizzare le pratiche burocratiche per gli immigrati. Intanto, notizia, Cospito, il sedicente anarchico, il figuro, che gioiva di aver sparato nelle gambe a un uomo, ha ricominciato a mangiare, ma non dice che lo sciopero è sospeso. Ma vi rendete conto? La relazione della polizia penitenziaria, il soggetto dice deciderò cosa fare dopo la Corte Costituzionale il 18 aprile. No comment. A Milano una scritta su di lui in un bagno del tribunale, sperate che non muoia, ci racconta sul Corriere Giuseppe Guastella. Cospito ha ricominciato a mangiare, ma non dice che lo sciopero è sospeso. Deciderò cosa fare, dice il sedicente, dopo la consulta del 18 aprile, la Corte Costituzionale. Sempre a Milano, dicevamo prima, dopo il caso del piccolo Enea, lasciato un altro bebè. Sono 3.000 i rifiutati ogni anno. In questo caso una senza tetto ha partorito in un capannone. Tenetela voi, ha detto ai medici. 400 è il numero dei neonati abbandonati da madri naturali e adottati, altri 2.600 su 3.000 rifiutati ogni anno, 2.600 muoiono, non sopravvivono. Racconta il giornale, in questo caso a pagina 17. C'è l'ultima storia appunto di Milano e poi ci sono i dati generali. L'Associazione Amici dei Bambini ha cercato di ricostruire il fenomeno dell'abbandono di neonati. I bebè rifiutati sono 3.000 all'anno, tuttavia solo in 400 sopravvivono.
Lasciamo il giornale e andiamo alle cose di economia. Vi segnalo sul Corriere della Sera 2 paginate dedicate al documento di economia e finanza, ma anche il punto, il retroscena, anzi, di Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, informatissimo delle cose europee, su Giorgetti, che tiene il punto sulle nomine, sui conti, fragile tregua con Salvini, vincoli del Ministero dell'Economia sull'Enel. Giancarlo Giorgetti il suo segno a questo giro di DEF lo ha lasciato senza dire una parola, né in pubblico né in riunioni nelle quali fossero presenti più di poche persone di fiducia, anche perché sapeva il ministro dell'economia di trovarsi fra due campi gravitazionali riguardo alle società partecipate, rispetto ai quali non poteva navigare né troppo vicino né troppo lontano. Insomma, la sa lunga il Fubini su come si comporta il Giorgetti. A pagina 11 del Corriere, invece, l'intervista al professor Maurizio Leo, vice ministro per Fratelli d'Italia dell'economia, con delega alle finanze. Il cuneo fiscale è l'oggetto dell'intervista. Da maggio raddoppia il taglio in busta paga e poi per le riforme useremo anche le coperture che verranno dalla spending review, la revisione della spesa. Lavoro dipendente, questo intervento è la prova dell'interesse che questo governo ha per il lavoro dipendente, il taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi. Per quanto riguarda invece le nomine, oltre ai presidenti e agli amministratori delegati, nelle società che possediamo noi, popolo bue ma pagante, società di Stato, oltre ai presidenti e agli amministratori ci sono anche i consiglieri di amministrazione. La carica dei riciclati sintetizza con sempre il suo tipico bieco populismo il Fatto Quotidiano a pagina 4. Renzi e Berlusconi hanno piazzato un sacco di loro manutengoli, sindaci trombati, ex assessori regionali, lobbisti, avvocati, professori, commercialisti. Ecco la mappa dei rinnovi fatta col manuale Cencelli, cioè per accontentare tutti i partiti e i partitini. E la carica degli sconosciuti, fra trombati alle elezioni, ex assessori regionali, ex sindaci, lobbisti, qualche docente universitario, commercialisti e avvocati. La spartizione delle poltrone dei candidati ai consigli di amministrazione delle grandi società pubbliche è stata fatta con l'applicazione puntuale del manuale Cencelli. 18 poltrone di consiglieri di amministrazione senza deleghe di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono state ripartite col bilancino tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, con un occhio anche a Italia Viva di Matteo Renzi. In 3 CDA, consigli di amministrazione, c'è anche un dirigente del Ministero dell'Economia. La lista dei 6 candidati del Ministero dell'Economia per il CDA dell'Enel comprende 4 consiglieri senza deleghe. Alessandro Zehenter, che fu candidato per Forza Italia alla Camera nel 2018, per gli italiani residenti all'estero, figlio di istriani emigrati a Merano, residente a Barcellona. Segue Ioanna Harbib Perugia, esponente della comunità ebraica di Roma, quindi Fiammetta Salmoni, professore ordinario diritto costituzionale Università Marconi di Roma, attività imprenditoriali in forniture aeronautiche vicine a Italia Viva. Chiude l'elenco Olga Cuccurullo, dirigente del Ministero dell'Economia. 6 candidati del Ministero dell'Economia anche per il nuovo consiglio di amministrazione dell'ENI, di cui il Ministero possiede direttamente il 4,3% e con Cassa Depositi e Prestiti il 25,7%. Apre la lista Cristina Sgubin, avvocato, figlia di un ufficiale dell'esercito, segretario generale di Italo Treno fino al 2016, poi a Leonardo Finmeccanica, già capo dello staff dell'amministratore delegato Alessandro Profumo, il banchiere PD. Dal 2021 segretario generale di Telespazio. Sempre come candidata del Ministero dell'Economia per il CDA dell'ENI c'è anche Elisa Baroncini, professore ordinario diritto costituzionale all'Università di Bologna. È targata Lega Federica Seganti, triestina, presidente finanziaria regionale Friulia dal 2019, ex assessore regionale, professoressa di tecnica operazioni bancarie all'Università di Udine. Siede nel CDA della municipalizzata rossa PD bolognese Chera. Infine Roberto Cicciani, dirigente del MEF, il Ministero dell'Economia. Per il CDA di Leonardo Finmeccanica, il Ministero dell'Economia ha presentato 8 candidati. Oltre a presidente, amministrazione e amministratore delegato, ci sono 6 consiglieri semplici. La prima, Elena Vasco, segretario generale Camera di Commercio di Milano dal 2015,
nominata dal ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ve la ricordate, quella della sguattera del Guatemala, sì, che diceva al marito, non so mica la sguattera del Guatemala, Federica Guidi, governo Renzi, quindi in pista ancora, renziana, è anche nel CDA di Fiera di Milano ed è vicina a Italia Viva, la prima candidata al CDA di Leonardo Finmeccanica, Elena Vasco. Poi abbiamo Enrica Giorgetti, moglie dell'ex ministro socialista Sacconi, non c'entra nulla col ministro Giorgetti, lobbista di Farmindustria di cui è direttore generale, vicina a Forza Italia. Dal 2004 al 2005 è direttore rapporti istituzionali e comunicazioni di Autostrade, gruppo Benetton. È in quota Fratelli d'Italia invece Francesco Macri, altro nome proposto per Leonardo Finmeccanica dal Ministero dell'Economia di Giorgetti. Francesco Macri è in quota Fratelli d'Italia, fresco di assoluzione ad Arezzo dall'accusa di abuso d'ufficio nel processo Coin Gas, decaduto a novembre 21 da presidente della holding dell'energia Estra per decisione dell'autorità anticorruzione, mentre la Lega ha inserito nel consiglio di amministrazione di Leonardo Finmeccanica il pugliese Trifone Altieri, quindi Cristina Manara. Il curriculum vitae dice che è manager per la pianificazione territoriale in Confindustria Piemonte, e poi c'è il dirigente del Ministero dell'Economia Marcello Sala. Per il consiglio di amministrazione delle Poste, il Ministero dell'Economia ha presentato 6 candidati. 4 consiglieri senza deleghe sono la triestina Wanda Ternau, alle spalle mandati nel CDA di Ferrovie, sponda Lega, dal 21 al 22 presidente di Trieste Trasporti. La Lega ha ottenuto anche un altro seggio con Paolo Marchioni, ex sindaco di Omegna Verbano Cusio Ossola, dal 17 al 22 non rieletto. Matteo Petrella, commercialista nel CDA di Roma Servizi Mobilità dal 22, e infine Valentina Gemignani, ex dirigente di Lazio Disu, ente per il diritto allo studio, un pallino del ministro Giorgetti, fedelissima di Roberto Garofali, ex sottosegretario di Mario Draghi, vice capo di gabinetto del Ministero dell'Economia. Questi sono i candidati targati Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti nelle principali società pubbliche. Intanto Salone del Mobile a Milano è già boom di biglietti, il grande ritorno dei cinesi, dei visitatori cinesi. Prende il via il 18 aprile con il premier Giorgia Meloni, l'apertura del Salone del Mobile. Maria Porro è la presidente del Salone del Mobile, 5 giorni. Nel frattempo Twitter nelle mani di Elon Musk ha sfoltito di brutto, resta solo un dipendente su 5, così dice Musk i conti sono migliorati. Del bavaglio della Cartabia abbiamo già detto abbastanza, insomma con la riforma Cartabia non sappiamo più niente, le cronache giudiziarie si sono azzittite. Barbato assolto in appello, se ne occupa anche Il Giornale, l'ex comandante dei Vigili di Milano. Mi hanno restituito l'onore, dice lui, condannato in primo grado, completamente assolto in secondo. Era accusato di frode e falso ideologico nella campagna sulla sicurezza stradale, se ne parlerà. Nel frattempo vi segnalo anche, già che siamo sul Giornale in cronaca di Milano, il pezzo di Felice Manti. Milan è un gran Milan, ma solo da 100 anni è grande. Non se ne è accorto quasi nessuno. Di che cosa? Del fatto che 100 anni fa, ne avevamo parlato con Carla De Bernardi qualche settimana fa nella rubrica del lunedì sulla grande città, nel 23 furono annessi 11 comuni della cintura milanese. Palazzo Marino latita sulla ricorrenza. Era il 14 dicembre del 1923, con un provvedimento dell'allora sindaco Mangiagalli, furono aggiunti alla città 11 comuni intorno a Milano, in ossequio a un regio decreto del 2 settembre firmato da Vittorio Emanuele III. Affo, Ribaggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino. Per quasi tutti l'annessione fu traumatica, ricorda Felice Manti. Lorenteggio lasciò Corsico, Ronchetto sul Naviglio si staccò da Buccinasco, Triulzo Superiore si divise da San Donato, Morsenchio da Linate. La città aveva già 700.000 abitanti, con le aggregazioni sarebbero diventati 818.000. E lasciamo questa curiosità storica, andiamo velocemente alla pagina degli esteri. Qui c'è da segnalare, su Avvenire se ne parla in dettaglio, ma insomma la questione è ampiamente dimenticata, la Cambogia o Myanmar che dir si voglia. Myanmar, un altro massacro di civili, 100 vittime in un bombardamento. In 2 riprese, caccia e elicotteri hanno bersagliato il villaggio di Pasigi, regione centrale di Sagaing, morti anche 20 bimbi.
La folla assisteva a una cerimonia. La giunta golpista ha ammesso, colpito un centro di terroristi. E hanno di nuovo messo alle strette a Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace. Donna coraggiosa, comunque la si voglia giudicare, è stata anche oggetto di accuse per non aver tutelato a sufficienza la comunità Rohingya, i musulmani di Birmania. In ogni caso è stata anche lei durissimamente colpita per tutta la sua vita, deposta nuovamente, accusata di cose assurde. In Birmania si fa veramente strage di ogni minimo livello elementare di civiltà e di democrazia, pressoché impunemente perché non ne parla nessuno. In ogni caso, massacrati altri civili così, en passant, a botte di 100 morti a volta. La violenza cieca con cui la giunta militare birmana cerca di vincere la resistenza della popolazione e delle forze di opposizione, con almeno 2.300 morti finora, 16.000 arresti, la violenza ha colpito ancora un altro villaggio del Myanmar, provocando, en passant, un centinaio di vittime tra i civili, una ventina i bambini. I feriti, ha indicato Radio Free Asia, sarebbero una cinquantina. Secondo fonti locali, l'altra mattina i jet hanno lasciato cadere bombe mentre un elicottero d'attacco mitragliava un centinaio di persone raccolte nel villaggio del Myanmar centrale per inaugurare un centro amministrativo locale. Lasciamo con questo la pagina degli esteri. Per la pagina di cultura vi segnalo sul Corriere della Sera la lunga chiacchierata di Candida Morvillo con lo psichiatra molto famoso Vittorino Andreoli, presidente onorario tra l'altro della World Psychiatric Association. Che il diavolo non esiste l'ho capito stando tra i matti. Volevo uccidere un collega che molestava una donna, racconta lo psichiatra. Bontà sua, bruciai tutte le cinghie per i malati perché nessuno mi ha mai fatto del male. Violenza e amore, il mondo è in mano ai imbecilli e la violenza dilaga. L'unico antidoto sarebbe, col condizionale, l'amore. Che bei pensieri. Mentre su Libero c'è un interessante articolo di Carmelo Claudio Pistillo su Cesare Pavese, l'irregolare, il Pavese che i compagni, era comunista anche lui, non amavano. Nel testo curato da Marcello Veneziani, molti elementi che gli intellettuali di sinistra affossano perché l'autore non era del tutto allineato. Filo Americano voleva pubblicare Eliad Mircea Eliad Pereinaudi e accusò gli antifascisti di poco amor patrio. Di Cesare Pavese non si è mai sazi, scrive Libero. Passano gli anni, eppure, sottolinea Carmelo Claudio Pistillo, appunto, l'interesse verso la sua opera non viene mai meno, anzi, come accade con i classici, il cui destino è rimanere vivi, vanno moltiplicandosi gli studi sull'autore di La Luna e i falò, Pavese, appunto suicidatosi tra il 27 e il 28 agosto 1950 in una stanza d'albergo di Torino dopo aver scritto 10 giorni prima: perché morire? Non sono mai stato vivo come ora, mai così adolescente. Sul comodino lascia i dialoghi con Leucò, il suo breviario letterario con cui rilegge i miti alla ricerca del segreto di qualcosa che ognuno ricorda e che ha già ammirato. Sotto le palpebre, calate dal sonno eterno, scorre la pellicola della sua mitologia esistenziale, ispirata da muse nascoste e fatta non di giorni e uomini, ma di attimi e maschere antiche. Solo così può riaffiorare l'estasi per la seconda volta. Questo modo di girare in cerchio è presente nel lungo monologo Il mestiere di vivere, il diario di Pavese. Il caso mi ha fatto cominciare e finire, lavorare stanca con poesie su Torino, più precisamente su Torino come luogo da cui si torna e su Torino luogo dove si tornerà. Ogni istante sgorga dal silenzio delle origini. Con il libro Cesare Pavese, il mito, edito da Vallecchi, Marcello Veneziani ha pensato bene di dare unità editoriale agli scritti più rappresentativi del ritorno, appunto, da parte di Pavese. Sono pagine tratte non solo dai noti Felice d'Agosto, dialoghi con Leucò, Lavorare stanca, ma anche da saggi letterari o interventi dimenticati, dai quali si evince anche che i compagni comunisti non amavano del tutto Pavese perché non era del tutto allineato. Con questo lasciamo la rassegna stampa. Oggi alle 9.30 faremo un piccolo speciale sulla questione della strage di Erba. Ascolteremo, non so se il primo interrogatorio di Olindo Romano dopo l'arresto o l'inizio della arringa
tanti anni fa per il processo di primo grado dell'avvocato Fabio Schembri. Sono documenti che traggono una nuova linfa dalla notizia che abbiamo appreso oggi, cioè dal fatto che qualche testata ha cominciato a pubblicare notizie relative all'iniziativa del procuratore generale di Milano depositare atti per riaprire, per chiedere la revisione del processo sulla strage di Erba. E la notizia avrà poi un suo sviluppo. Per esempio, un'ora fa ha scritto un articolo: fanpage.it, strage di Erba, depositati atti per riaprire il caso. Cuno Tarfusser, sostituto procuratore generale di Milano, ha depositato una relazione, in realtà è una richiesta di revisione, non è una relazione. Chissà perché le cose si diffondono così sbagliate, ma comunque redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa per l'eventuale riapertura del caso sulla strage di Erba. Cuno Tarfusser, sostituto procuratore generale di Milano, ha depositato al procuratore generale e all'avvocato generale dello Stato, Francesca Nanni, Lucilla Tonto Donati, una relazione, scrive Fanpage, redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa. La relazione verrà valutata dal procuratore e dalla sua collaboratrice, che non è collaboratrice, è avvocato generale dello Stato, ma comunque saranno loro a decidere se unire la loro richiesta all'istanza di revisione del processo che i legali sono in procinto di presentare. Qui c'è tutta una fuffa, una confusione incredibile. I legali lavorano alla loro richiesta, sono gli avvocati difensori guidati dal professor D'Ascola, Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e i loro collaboratori, che hanno tra l'altro fatto ricorso a una serie di consulenze scientifiche di straordinario livello, delle quali parleremo dettagliatamente perché c'è il fiore della scienza italiana, gratis oltretutto. Si sono prestati questi professori e docenti universitari esperti delle loro discipline, e dunque gli avvocati difensori hanno fatto e hanno messo in piedi negli anni la loro richiesta di revisione, che verrà depositata probabilmente tra breve, tra poco tempo. Quindi la richiesta di revisione degli avvocati difensori è una cosa. Ciò che invece ha fatto il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser è un'altra cosa, cioè ha fatto come Felice Manti, come Edoardo Montolli, come me, come Gianloreto Carbone, come i giornalisti che hanno letto gli atti, si sono documentati e hanno detto: qua ci sono tante cose che non tornano, e quindi il procuratore ha fatto il suo mestiere da procuratore e da magistrato. Dio, lo fanno in pochi. Cioè ha guardato agli elementi di fatto. Nel caso in cui gli elementi di fatto e gli atti processuali ci dicano che ci sono dubbi sulla condanna, è giusto riaprire il caso. Ha fatto così, elementare il discorso, molto normale dovrebbe essere. Se le cose non tornano, c'è motivo di rimetterci mano per fare giustizia vera. Ma lo dice la Cassazione in una sentenza sulla prassi e sul concetto della revisione del processo, no? La Cassazione dice questo: se le cose non tornano, a prescindere che ci siano già stati 3 gradi di giudizio, se le cose non sono mai state valutate e ci sono cose non valutate o nuove, nuove anche se sono vecchie, questo non è un paradosso, è la verità. Cioè, se sono vecchie ma nessuno le ha mai valutate, come la famosa perizia dei RIS, che era stata disposta addirittura dalla Procura di Como, ma siccome la Procura di Como dispone la perizia e la perizia dice che i 2 sono innocenti, allora non la uso più. La perizia non la uso e diventa infatti uno strumento teoricamente formidabile per la difesa di Olindo e Rosa. Non viene valutata nei 3 gradi di giudizio. Allora cosa l'hanno fatta fare i RIS? Per settimane al lavoro, chiesta addirittura dall'accusa, perché è stata l'accusa, la Procura di Como, a chiedere la perizia dei RIS. E i RIS non è che sono degli sprovveduti, è una squadra composta da tanti carabinieri esperti della scientifica, i quali per settimane analizzano i tubi di scarico, gli appartamenti, la scena del crimine e tutto, e il risultato clamoroso, ma non valutato dal processo, qual è? Che non c'è traccia degli assassini sul luogo della strage, non c'è traccia delle vittime in casa degli assassini. È lungo il percorso che loro raccontano di aver fatto a confessione. Confessioni che non tornano, ovviamente, questo è un altro capitolo. E allora come la mettiamo? Questa perizia va valutata, va smontata, va discussa. Come la mettiamo con le tracce di persone sconosciute sulla scena del crimine? Come la mettiamo sul fatto che la signora Cherubini, vittima, grida aiuto, quindi gli aggressori sono ancora lì, ma nessuno li vede fuggire? Ci sono una quantità di cose che non tornano. Il procuratore Tarfusser ha fatto semplicemente questo, semplicemente quello che hanno fatto Felice Manti, Edoardo Montolli, i primi 2, e alcuni altri dopo: guardare gli atti.
e dire questo non quadra, questo non quadra, questo non quadra. Oltretutto mettendo in luce anche il comportamento indirizzato in una sola direzione di determinati inquirenti, a partire dal primo, il luogotenente dei Carabinieri Gallorini, la cui opera andrà rivalutata alla luce di quello che si è saputo dopo. Si sapeva in parte anche da subito, ma poi si è saputo dopo dettagliatamente. Si vedrà, insomma. Ha fatto un'operazione molto elementare il procuratore. Ha messo in fila i fatti e ha detto non tornano. Quindi è il caso di aprire il processo di nuovo. Revisione. Il procuratore Tarfusser non ha fatto una relazione, come erroneamente scrivono tante testate oggi. Ha depositato una richiesta di revisione del processo, che è una sua iniziativa, che non c'entra nulla con quelle degli avvocati difensori.